stare troppo sotto il volo per evitare disagi, vorrei cominciare subito con Sebastiano. Voci. Allora Sebastiano, noi dobbiamo tanto portare subito che abbiamo fatto anche 10 giorni fa del presidente della banda, Don Staulini. Buongiorno e benvenuti ancora a tutti. Do lettura dei saluti che ci manda il Presidente Don Giovanni. Buongiorno e benvenuti in mezzo a noi e con noi per condividere questi 2 giorni di festa commemorativa della nostra banda. Il mio saluto ufficiale sarà domani durante la celebrazione eucaristica, dove la banda ha avuto origine. Questo particolare evento si associa ad un altro fatto. Il passaggio del Giro d'Italia in ricordo del terremoto del 1976. Un episodio che segnò la banda. Oggi però la vostra presenza darà voce e suoni a brani che si fonderanno con i suoni del creato e faranno tacere la confusione di una società impazzita dal correre. 8 bande. Mi sono detto, perché mai questo numero? Mi sono dato una risposta biblica. L'8 è il numero che indica il giorno senza tramonto, l'eternità. Quindi l'augurio è un traguardo inestimabile. E ringrazio tutte le autorità e le istituzioni che rappresentano e tutti quelli che hanno collaborato all'organizzazione di questa festa. Buona giornata e buon divertimento. Grazie Monsignor Traulino e all'amministrazione comunale deve esserci l'assessore Enrico Baiutti. Allora Baiutti, nel cuore ci porteremo questa immagine. Il mondo delle bande regionali è ampiamente rappresentato, ma non avuto mancare. Siamo baciati dal sole e non solo. Sì. Buongiorno a tutti, Mandi, grazie di essere qui, todos bellísimos, da salsa al día.
usuari de salut del síndic e di tutta l'amministrazione comunale. Voglio ringraziare la banda parrocchiale di Chiassà per l'organizzazione di questo weekend, di queste fin settimane piene di musiche e piene di feste, perché volevo festeggiare la banda che fa 615 anni e domani continuiamo anche con tutte queste altre associazioni. Però in particolare è la festa delle bande. Le bande parrocchiali, sai cosa so della sorella del plombo, ma non so di noi minori. Anche se le bande parrocchiali è la banda che rappresenta veramente tutto il comune. Quindi o vai a tanto e non si rappresentare sempre benissimo. E quindi è veramente un grazie di cuore per quello che fate. E voglio dire anche un'altra roba. È succeduto proprio qualche mese fa in fase di una collaborazione con la PS con Ogan, con rappresenti anche te, come fate il Babbo Natale. Allora sotto al tendone era la cassa con la musica, era le classiche musiche natalizie, no? E i frossi correnti dell'allenatore che hai di là. Con che suona la banda, anche i frossi fermi, schiali, ascolti, quindi a lunedì come sta il culo dai frost e delle persone. Quindi grazie per quello che fate, grazie di tutto e un salve veramente una buona giornata e una buona festa. Grazie Assessore. Allora ringrazio per la presenza anche del Presidente regionale dell'Andina Moro, che invito ovviamente a venire da queste parti. Abbiamo sentito l'assessore dire come la banda è osservata, la banda attira l'attenzione delle comunità, la banda di fatto è un esempio. Poi saluteremo un rappresentante per ogni complesso. Ciao Moro. Allora intanto che cosa significa tutto questo schieramento? Significa semplicemente che festeggiare un compleanno, 115 anni, insieme con gli amici, con i conoscenti, con chi ama, con chi persegue le stesse finalità in termini di passione, che nel nostro caso la musica bandistica, è un qualcosa di veramente eccezionale, il colpo d'occhio è importantissimo. E vediamo qui uno spaccato di un'architettura sociale impressionante, perché c'è l'intergenerazionalità, ci sono rapporti personali, ci sono capacità di creare situazioni di solidarietà e di sostegno. Non è da poco che questa cosa accada anche all'interno dei 50 anni del terremoto. Una solidarietà che attraverso anche il mondo bandistico si è realizzata in diverse situazioni e per cui ben venga questa continuità di attività bandistica. All'Angelo Noacco di Cassaco un augurio nel proseguire questa loro attività perché è estremamente importante. Per cui tanti auguri e buona giornata. Grazie al Presidente Moro. Allora, come sapete, io vorrei un rappresentante per un complesso bandistico per un saluto veramente molto rapido e poi andremo dalla Consiglio regionale Quindi chiedo a ogni gruppo di mandarmi qui un suo rappresentante, sia Presidente, Maestro, Presidente, va benissimo. Quindi, allora, per Cavalieri io inizierei con questa signora che rappresenta la banda di Sudro, che quanti anni ha? 140, infatti noi festeggiamo il 13 giugno i 140 anni della banda. Nel giorno di quindi ne facciamo 115, ma come mi si fa a essere così leggeri? Tanta passione, tanta dedizione, tramandata di generazione in generazione. Grazie mille, in bocca al lupo, vediamo se c'è ancora qualche rappresentante. Banda di Paolare, quindi ci spostiamo, andiamo in Valle del Carolo, il vostro compleanno quando? Diciamo una data precisa non c'è, però noi festeggiamo quest'anno 117 anni di fondazione, quindi la banda di Paolare è stata istituita nel 1909. Senti, i padri fondatori, bravi anche su questo numero a applaudire. I vostri padri fondatori, chi è che l'ha fondato? Era Ferdinando Moscellini, diciamo
personaggio illustre di Paolaro che insieme ad altri componenti all'epoca hanno, diciamo, messo insieme la banda di Paolaro, che inizialmente era composta da vari gruppi complessi, chiamiamoli frazionali, che unendosi hanno dato vita alla banda di Paolaro. Grazie mille, grazie alla banda di Paolaro, vediamo chi si avvicina. Salutiamo la banda che ha fatto più chilometri, Dubravitsa. Dubravitsa, esatto, Croazia. Noi 125 l'anno prossimo. Senta, visto che ormai l'estate alle porte e il sole ci fa sentire che sta mostrando i muscoli, ma dov'è Dubravitsa? E vicino a Zagabria, la capitale, 30 km da Zagabria. Comunque la vostra banda sono stati anche i nostri ospiti qualche anno fa, quindi diciamo che ringraziamo e facciamo i nostri più sentiti auguri per i loro 115 anni. Senta, me lo dica in croato. Čestitamo na vaših 115 godina i hvala vam na pozivu. Grazie. Bravi che siete. E chi abbiamo? La banda di Poveretto, il presidente, anche noi l'anno scorso abbiamo festeggiato i 150 anni di attività. 150, ci vuole tanto. Anche la nostra, in analogia insieme con la banda qua di Casacco, con la banda parrocchiale, anche la nostra è nata nel 1875 come banda parrocchiale ed è stata fondata appunto come di quasi consuetudine quella volta dal parroco del paese, Don Luigi Mander, che ha unito un po' i giovani e ha avviato la nostra società, diciamo. Grazie al presidente della banda di Povoletto. Bravi per la sintesi. Qui abbiamo una banda che non ha fatto tanti chilometri, la banda musicale di Cuneo. La banda di Coia, noi abbiamo fatto l'anno scorso i nostri 80 anni, abbiamo avuto ospite anche la banda di Casacco e quest'anno siamo contentissimi di essere qua a ricambiare l'ospitalità e grazie a tutti. Quanti anni? 80. Grazie. Con questo signore abbiamo passato ore memorabili a Genova e al CERT e quindi dura, Se resiste. Senti, prova a presentarmi tu la fanfara. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie anche a tutti i partecipanti per questa bella iniziativa. Noi siamo oggi come banda alpina di Orzano. La banda alpina nasce dalla banda di Orzano, che viene fondata nel 1921. Tra l'altro viene fondata tramite un capitano di fanteria napoletano che dopo la prima guerra mondiale era rimasto in loco e ha fatto famiglia e poi ha radunato alcuni appassionati di musica. Da lì è nata, diciamo, il primo nucleo della banda. Ecco. La banda è nata nel 1921, è retta dal maestro Beppino delle Vedove, a cui va un applauso, nonché direttore del Conservatorio di Udine, nonché fortissimo, e presieduta da Maurizio Pallavicini. Grazie. Manca la banda di Mels, vediamo se c'è un rappresentante della banda di Mels, lo ringrazio. Non c'è. Bergnacco, se c'è un rappresentante vi dico grazie, perché poi procediamo. Brava Marina! Facciamo un applauso alla Marina, quanto caldo va Marina. La banda di Bergnacco ha fatto i 95 anni, 1930. Oggi siamo una piccola rappresentanza perché tanti avevano altre cose. Abbiamo fatto il concerto ieri sera per il terremoto a Tarcento, quindi oggi siamo in 4. Pochi ma buoni, 13esimo. Arrivano dopo perché c'è un video che si sta muovendo proprio in questi momenti a Gemoni e ci si trama. Vedremo in base al movimento degli elicotteri dove si trovano il serpentone rosa.
credo che abbiamo vergnato Marina l'abbiamo fatta, credo che manca la banda di Cassato. Sono bloccati per il giro, quindi magari ne sentiamo più tardi. Consigliere regionale Celotti, pare che si sia messa d'accordo con il comitato organizzatore su tutte le parti della Celotti ai colori della banda di Cassato. Dice che bisogna avere stili. Grazie dell'invito che mi ha fatto davvero piacere, buongiorno a tutte e tutti, ed è bellissimo, lo dico anch'io come ha fatto l'assessore, vedervi tutti e tutte così schierati. E arriva un senso di amicizia, perché è vero che abbiamo ricordato il terremoto in queste settimane e una delle cose che abbiamo ricordato è stata la solidarietà e anche le reti di amicizia che si sono create fra le diverse comunità. Io credo che voi oggi siate un segno delle amicizie che si creano quando si condividono degli obiettivi, dei valori e si fa un lavoro assieme. Ed è bellissimo anche che ci sia la presenza di una banda transfrontaliera, perché c'è da dire davvero della rete che si crea tra le comunità bandistiche. Quindi grazie ai presidenti, ai direttrici, ai maestri, ai maestri, a tutti che si sono impegnati, che 115 anni per creare dopo i Vins le bande di Chiassà, che è un po' di riferimento anche per i comuni d'ogni che magari le bande non le hanno, no? Le bande parrocchiali, però come che si sa, come i coros, dopo sono sempre presenti questi bandi, che se di momenti religiosi o momenti civili, quindi grazie anche da ex sindaca per la presenza che è sempre garantita nei momenti ufficiali delle nostre comunità. E lasciatemi dire un'altra cosa, io credo che le bande siano uno dei luoghi più democratici in cui si può crescere e imparare, perché dietro alle bande ci sono delle scuole di musica dove i bambini e le bambine crescono, è vero che c'è una presenza intergenerazionale che è veramente arricchente, nelle bande c'è posto per tutti e per tutte e credo che questo sia un elemento fondamentale per tenere vicine e vive le nostre comunità. Quindi complimenti per il traguardo raggiunto, perché 115 anni sono tantissimi, e un augurio di una strada lunga almeno altrettanto, ancora di più, per il futuro. E grazie alle famiglie che continuano ancora oggi a mandare i loro figli e le loro figlie a imparare a suonare nelle scuole delle bande e che poi garantiscono la presenza nei tantissimi impegni che voi avete. Quindi grazie anche alle famiglie che stanno dietro i musicisti e le musiciste delle bande. Grazie davvero e buona festa a tutti. Grazie Manuela Celotti, in rappresentanza della Regione. Allora vedrete che su quei 3 scalini, 4 e l'ultimo saliranno vari direttori che dirigeranno queste componenti che sono circa 150, non li ho contati. Io direi di iniziare subito con un brano con una di presentazione del nostro inno e quindi dirige Andrea Comoretti.
brano possa risuonare in cima al Biancavallo, perché a vincere magari la tappa sia proprio un italiano e chissà un certo Jonathan Milan. E adesso andiamo, sale su quel palazzetto un altro direttore, la scelta non è casuale perché i nomi e cognomi portano dritti verso la banda Noaco di Cassacco, e io vorrei Daniele Fontanotta perché è pronto a dirigere questo gruppo Italy Expo. Grazie anche al nostro Daniele Fontanotta. Adesso c'è un invito importante, l'invito dei donatori di sangue su questa piazza allestita da lunedì, poi ci sono le associazioni del territorio comunale, hanno fatto mancare il loro supporto alla banda di Cassacco, e allora a questo punto su quel banchetto dopo Daniele Fontanotta sale un certo Gianpietro Castellucco, salva un vita.
Grazie anche a Santiago Vestimenti per aver detto questa banda utili e loro per l'occasione. Il saluto Manuela Cerotti, consigliere regionale, che so che deve spostarsi in zona pubblica per l'elaborazione di una struttura sportiva. Grazie per la tua presenza, Manuela. E adesso, dopo l'inutilamente, inando la terra, perché il buon direttore del Conservatorio di Udine, ovvero sia Peppino delle Vedove, non vede l'ora di dirigere questo gruppo per il Lino degli Alpini. Alpini. E io direi arrivare con il penultimo brano, che su quel palchetto sale una certa Erika Paravani, della Slovenia, la prima linea di banda, e lei è il giro della banda Noaco, e quindi Baby Five. E top 5.
adesso poi croati che Solo quella, lo sta qui. Siamo di là. e lassù, oltre uno, due, tre scalini, sale una certa Corina Armento, che tra l'altro ha una maglietta appena, guardate l'altro, che ha anche la molto bene, non so se avete notato, intanto Giacomo che spingeva e Angelica con questa eleganza quasi da scala di Milano la sorella. I cromosomi non sono un'opinione, certo che non siano. Sebastiano, in 2 secondi perché c'è la sporca mezza dozzina che attende e sarà un pomeriggio piuttosto caldo come quello. Ecco, allora per il pomeriggio abbiamo subito una mezza sporca dozzina che ci intratterrà durante il pranzo, che ringrazio per aver accolto l'invito, subito disponibili.
Per le bande prendiamo posto, sono segnati i tavoli, comunque diamo una mano a prendere posto. Per il pranzo verrà servito informazione tecnica, verrà servita al tavolo, ok? Il pomeriggio ci sono i concerti, abbiamo 2 palchi allestiti, si inizia alle ore 14 con gli amici di Dubravica, Croazia, sono 45 minuti di concerto a banda e si arriva fino alle 8 di sera. Poi la sera abbiamo i Dance Mania che ci accompagneranno durante la serata insieme. Quindi buona festa a tutti, domani abbiamo la messa e il pranzo comunitario. Grazie. Grazie Serafano, buona festa, altri 115. Approfittiamo, facciamo una foto e ci mettiamo anche noi con i maestri davanti, vi chiedo ancora un attimo sotto il sole. Grazie. Una con gli strumenti su? Ottimo momento per inserire una discussione. Well, that's what she said.
Lino con lei, no?